Benvenuti al Giro del Si è Mondo in attaccata alla 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Ventiquattresima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, terza serie con la nostra mongolfiera ormai che si sta preparando per l'estate. Con me nel cestello c'è Omar. Ciao Omar. Ciao, buonasera a tutti e a tutte, ma vedo anche un'altra collega. Ci dovrebbe essere anche Rossella, c'è Rossella? Certo. Ah, eccoti qua, non ti avevo visto. Ciao, Abbiamo un cestello. Buonasera a tutti, bentornate e bentornati. Abbiamo un cestello talmente grande che ci perdiamo dentro, che ci sta un appartamento e uno studio. E vi ricordo appunto il lunedì sempre in diretta, e mettete anche un po', iscrivetevi al canale di YouTube. Abbiamo cambiato la mail radio dinetta nostra @libero.it. Se ci volete scrivere, mettete i mi piaci, mettete anche c'è un link che vedrete sotto, andate a cliccare, fate una donazione, dopo vi dico per che cosa. Intanto è finita la sigla, andiamo col primo brano, Bianca di Ribalta Vapori, che avremo con noi più tardi. Tristezza evapora assieme al mio sonno.
Bianca ritornerà, lavarla aiuterà. Bianca domani sarà, ritornerà, lavarla aiuterà. Bianca ribalta vapori. C'è la parte finale del video. Una lavatrice perché appunto è dedicata alla tovaglia di Natale che si sporca e quindi non è più bianca, però bianca ritornerà dopo un lavaggio. E ribalta vapori avremo con noi Antonio più tardi, alla fine come sempre abbiamo Rossella, tu Che dici? Che trovi dici? c'è il Sì, nostro sì, il sì, primo ospite, c'è? ci Beh, siamo, c'è? ci stiamo No, non lo arrivando. vedo, Perché, ma ma vabbè, sai, lui è in una zona un po' dove bisogna oscura. andare un po' guardinghi, Va bene, allora perché intanto sai cosa? Mentre è in attesa dico, prima dicevo di un link, allora c'è un www.retedeldono.it progetti.rete Litorale Jazz Festival, andate a cliccare, vedete la scritta sia in questo momento sul video, sia la trovate sui messaggi sotto su YouTube per chi ci ascolta sui canali audio delle piattaforme, lo troverà scritto sullo schermino del telefonino, quindi andate a cliccare e fate una donazione. Stiamo cercando di aumentare un po' il budget per il Litorale Jazz Festival del 2023 perché abbiamo fatto una cosa un po' abbastanza bella in grande, abbiamo aggiunto 2 giornate, quindi sono dal martedì alla domenica, tutti in piazza a Cassavio, appuntamenti con il jazz e abbiamo voluto un po' offrire qualcosina di più bello, di più importante, però anche queste cose belle, importanti hanno un loro costo e stiamo appunto cercando, se siete un'azienda venite a darci una mano, non serve tanto, magari tante persone che versano un pochino fa tanto, no? Una goccia, tante gocce, no, Rossella? è meglio anche magari, diciamo, un torrentello invece che una goccia, no? Non mi volevo allargare troppo, ma Va bene, e quindi dateci una mano, cioè venite, i concerti sono tutti gratuiti in piazza, quindi fate anche voi la vostra parte. Il nostro ospite si è perso tra le savane delle valli di Chioggia, dovremo avere Alessandro Sartori. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti, Ciao grazie. Alessandro. bentornato. Buonasera, ciao. Ciao, ciao. Come si sta nelle valli di Chioggia? Beh, diciamo attualmente sono tornato a casa, che sono nella terraferma veneziana. Nelle valli di Chioggia si sta benissimo. Va bene. Sono bei posti, la gente è simpatica e si mangia bene, per cui... Beh, quello... No, però devo dire che è una caratteristica un po' generale di tutte le località venete, per cui insomma, non possiamo lamentarci. Allora, perché con noi ogni tanto ci viene a trovarci Alessandro Sartori? Perché noi siamo alla porta e gli chiediamo, Alessandro, parlaci di... E questa sera cosa ci parli? Cioè, l'argomento di questa sera è lo sciacallo dorato, che è un mammifero, un predatore, un carnivoro. Molto più famosa è la volpe. All'onore delle cronache c'è il lupo, che è sulla bocca di tutti, e anche molti sulla bocca del lupo, come diceva Cappuccetto Rosso. Ma diciamo la novità, se ne sta parlando parecchio, è proprio questo sciacallo dorato che sta giusto un po' a metà tra la volpe Il il lupo. lupo. È un carnivoro che si sta diffondendo nella pianura,
di origini balcaniche, e se ne sa molto poco, ma in realtà se ne sa molto poco perché secondo me, anzi secondo gli esperti, ma insomma questo lo posso confermare quando abbiamo cominciato un po' a lavorarci, si confonde un po', o la gente quando lo vede già è una specie molto elusiva, molto nascosta, che sa muoversi con discrezione, ma quando viene visto la gente o lo confonde con una volpe grande, dice ho visto una volpe veramente di dimensioni importanti, o addirittura tante volte quando così adesso il lupo è in grossa diffusione nella pianura, viene trapolato, della gente fa delle fotografie perché la mattina ha visto il lupo, magari sono proprio degli sciacalli dorati. È una specie pertanto poco conosciuta, e siccome nell'immaginario collettivo è più facile parlare di una volpe e del lupo che no di questa specie, diciamo che anche le segnalazioni erano molto limitate. Volendo parlare un po' così, è una specie che venendo di origine balcanica in Slovenia è ben diffuso, poi ha cominciato a vedersi in Friuli, nel Veneto negli anni 80 ci sono stati dei casi visto diciamo nella bassa montagna, nel Bellunese, e poi mi pare negli anni 90 un individuo fu investito sul terraglio a Preganziol, ed era stata, mi ricordo per quei tempi, una sorpresa incredibile, cioè uno sciacallo dorato a Preganziol. Pensate che in realtà è una specie che vive di notte, come abbiamo già detto, sono animali che fanno la loro vita mentre noi dormiamo, per cui le occasioni di contatto sono molto poche, e ultimamente probabilmente si sta diffondendo, per cui secondo gli studi e le ricerche, dal Friuli ormai è arrivato in Veneto, diciamo nella parte orientale del Veneto, per cui nelle zone del Portogruaro cominciano ad esserci qualche segnalazione, e anche in Trentino, per cui insomma una specie si sta diffondendo. Diciamo, l'occasione di parlarne questa sera è perché c'è una novità molto più a sud, perché appunto come accennavate prima a Chioggia. E cosa è successo? È successo che, come nel lupo, come insomma un po' anche in quasi tutte le specie di animali, i giovani vanno un po' in dispersione, cioè nascono in un luogo, in questo luogo esiste un gruppo, un branco o gli stessi genitori, per cui non c'è possibilità per i giovani di rimanere lì, e cominciano un po' a viaggiare cercando nuovi territori. Ecco, io adesso sto mostrando una piantina dell'Italia dove c'è la distribuzione dello sciacallo dal 1984 al 22, che appunto abbiamo tanti puntini neri nel Friuli, ma che però appunto si sta diffondendo un po' alla volta. Diciamo che poi sono tutti individui in dispersione, per cui potrebbero essere visti anche molto lontani. C'è il caso recente di uno nelle Marche addirittura, ma sono animali che sanno diciamo muoversi molto velocemente, sono elusivi, e per cui un giovane in dispersione, se viaggia per linea retta, può viaggiare per chilometri e chilometri. E la novità è stata che da 2 anni si aveva il dubbio che in questa zona agricola che c'è in località Valgrande, nel comune di Chioggia, che noi abbiamo sempre l'idea di Chioggia, mare, pescherecci, in realtà c'è anche un entroterra che non è conosciuto nemmeno dagli abitanti di Chioggia, dove c'è questa azienda agricola, dove il proprietario, molto attento alla biodiversità, ha sempre detto: ma secondo me c'ho anche lo sciacallo dorato. Lui è una persona che la mattina si sveglia presto, cammina nella sua campagna, controlla tutte le impronte, vabbè, e questo era rimasto a livello di segnalazione. Poi abbiamo avuto dei casi di predazione, per cui ho trovato delle bestie morte, si pensa sempre al lupo, eccetera. È un animale che normalmente mangia piccoli mammiferi, è un grandissimo predatore di ratti, per cui anche utile, se vogliamo dire, o piccoli roditori, qualche lepre, però è capace anche di mangiare animali più grossi. E è un animale come lo sciacallo, non è che ha una bellissima fama, è più prestigioso il lupo perché è un mangiatore di carogne, si adatta un po' a tutto. E la novità però è stata
che a un certo punto abbiamo cominciato, hanno, perché poi il proprietario, cominciato a sentirlo ululare, perché fanno dei bei cori, e questo, secondo gli esperti, è proprio il segnale che hanno un territorio, per cui il giovane in dispersione non gli passa assolutamente per la testa di, in un territorio che non conosce, segnalare la propria presenza, quando invece questi animali trovano un luogo dove fermarsi, per cui cominciano a essere, tra virgolette, proprietari del territorio, hanno tutto un loro interessantissimo linguaggio sociale, e per cui hanno cominciato a ululare. Prima parlavo di esperti, ci tengo a sottolineare che io non sono un esperto di mammiferi, per cui racconto delle cose sia che ho visto, sia che mi sono documentato, e anche perché ovviamente per questo motivo siamo arrivati in contatto con esperti di sciacallo dorato. Per cui abbiamo cominciato a prendere informazioni. Questi esperti hanno detto: beh, sarà un giovane in dispersione. Quando hanno sentito che noi avevamo le registrazioni dell'ululato, hanno detto: no, ma questa cosa è interessante, perché appunto loro vedevano al di là dei puntini questa, diciamo, dispersione che cominciava a arrivare nella provincia di Venezia, però insomma tra Portogruaro a Chioggia ce ne sono di chilometri, insomma. E niente, abbiamo cominciato a mettere giù le fototrappole. Ecco, in effetti sto mandando adesso in onda un filmato della fototrappola vostra di Chioggia di sera notturna con gli ululati dei... Sì, ma ci abbiamo messo un bel po' prima di capire, nel senso che gli esperti ci dicevano sì, può darsi, vediamo, insomma alla fine abbiamo messo giù queste fototrappole, e grazie proprio al proprietario di questo territorio, poi parlerò, che sta facendo nascere questa associazione, perché è un proprietario di un terreno agricolo che lui vuole dimostrare che si può ancora fare produzione e anche mantenere l'ambiente. Noi sappiamo che agricoltura è sempre vista come un'attività, secondo un po' la nostra società, quasi obbligata a distruggere l'ambiente a discapito appunto della produzione, e invece impegnandosi, ovviamente con degli investimenti, si può fare produzione e anche habitat. Ma questo è un discorso che poi riprenderemo dopo, tornando... E evidentemente quando te lavori bene a livello, come lavoravano i nostri nonni quando tenevano le campagne, ci tenevano magari a scopi venatori, ma lasciavano sempre un boschetto, lasciavano una siepe, lasciavano un po' di raccolto, perché il raccolto dava la possibilità agli animali, poi magari loro al fagiano volevano spararli, ma comunque una serie di animali, una serie di insetti potevano vivere su questo raccolto, questi margini di raccolto che venivano lasciati. E questo signore lo sta rifacendo da anni, e i risultati ormai si vedono. Dopo vi racconterò un episodio veramente interessante e bello di questi giorni, e per cui è tornato sto sciacallo con tutte le fototrappole. Abbiamo trovato, proprio visto anche l'accoppiamento, e per cui la bella notizia è che a Chioggia stanno nascendo, anzi probabilmente sono nati, perché nascono, si accoppiano verso fine febbraio, e poi i cuccioli nascono tra fine aprile e i primi di maggio, per cui secondo noi sono nati. Ovviamente sappiamo dove è andato a crearsi la tana, però non andiamo ovviamente a disturbare, e per cui questa novità, insomma, che lo sciacallo dorato c'è a Chioggia. Ascolta Alessandro, ma è un po' più piccolo del lupo? Sì. È diciamo che dovendo metterlo tra la volpe e il lupo, è un po' più vicino al lupo che non alla volpe. Ciò non toglie che, avendo un piumaggio, vedi che sono ornitologo. Sì. Avendo un mantello, avendo del pelo con dei colori fulvi nei lati, perché poi direi che come manto è simile al lupo, non è facile distinguerlo dal lupo, però le dimensioni sono decisamente più piccole. Però questo fulvo fa sì che la gente, io sono convinto che a tantissime persone è passato di notte davanti, non so, attraversato la strada lo sciacallo dorato, e hanno detto: vedessi che volpe grossa che ho visto, insomma. Per cui è più piccolo del lupo, però è un bel animale, insomma, un animale di buone dimensioni, insomma. E no, il bello è appunto che abbiamo un po' stravolto quelle che erano un po' le idee. Ma la cosa interessante è che, essendo all'interno di questa azienda agricola che ha questa vocazione nei confronti della biodiversità, gli esperti, dopo un primo periodo appunto di scetticismo,
Adesso vorrebbero venirla a studiare perché diventa una bella palestra questa azienda agricola, perché nessuno disturba. La proprietà ci tiene alla biodiversità, per cui questo animale non è disturbato, anzi, sono andato l'altro giorno, non potevo nemmeno passare con la macchina lungo la strada perché lo disturbavo, per cui questa persona è veramente molto attenta a queste cose qua. Mi ha fatto fare un giro lunghissimo per poter... E per cui diventa una bella palestra. Adesso stiamo vedendo se qualche studente vuole fare magari la tesi, perché in realtà si sa molto poco di questo animale, si sa molto della volpe, si sa molto del lupo, ma di questo animale si sa molto poco. Si sa molto poco di quello che mangia, si sa molto poco dei comportamenti, diciamo, di caccia, mentre noi lì abbiamo fatto delle riprese dove lui cerca di prendere una lepre, non ci riesce, però con una tecnica molto interessante in cui spaventa l'animale per farlo arrivare verso la femmina. Per cui, oltre a un concetto di valenza di biodiversità, probabilmente questa azienda agricola diventa anche una palestra di ricerca. Ascolta Alessandro, e questo è un animale che non ha predatori, lui? Sì, sì. Allora, in realtà tutti i canidi sono predatori di canidi, per cui il lupo è un grandissimo predatore di volpi e un grandissimo predatore anche di sciacalli dorati. Lo sciacallo dorato lo stesso potrebbe predare le volpi, in realtà non lo fa perché non mette energia su un animale molto furbo come la volpe, però può predare tranquillamente la volpe. Potremmo dire che c'è proprio un controllo, cioè nel senso che ci sono, perché mi sono un po' documentato in questo ultimo mese, sto leggendo abbastanza riguardo questa specie, ci sono anche delle zone, tipo i Magredi friulani, dove esiste sia il lupo sia lo sciacallo dorato e convivono, ma posso garantire che in una zona, se sono degli sciacalli dorati, diventano prede dei lupi, assolutamente. E diciamo che quello che abbiamo notato anche lì in Val Grande a Chioggia è che prima del periodo riproduttivo, diciamo, questo animale, questa coppia che sopportava tranquillamente la convivenza con le volpi, infatti abbiamo una scena bellissima, c'è un daino che cammina, dopo un po' ci sono gli sciacalli dorati che lo seguono e dietro la volpe, perché spera di andare a mangiare gli avanzi, per cui è tutta una catena della felicità in cui tra l'altro il daino non lo prendono perché è grande ovviamente, però la volpe l'avevano sempre dietro. Però nel periodo pre-riproduttivo abbiamo trovato una volpe morta, probabilmente proprio non mangiata, ma proprio nel momento in cui loro dovevano fare un territorio, aumenta quello che è lo stress territoriale, per cui un qualsiasi canide nella zona gli dava agitazione e alla fine probabilmente questa convivenza è finita. E proprio questi comportamenti etologici poco conosciuti, il nostro auspicio è che vengano studiati in questa area. Visto che sono diventano dei nostri vicini, sarà bene conoscerli. Ascolta, questa è una considerazione giusta, perché dello sciacallo dorato si parla molto poco, un po' sanno, anche le autorità sanno che ci sono e se ne parla poco. A mio avviso è bellissima questa osservazione della Rossella, invece è proprio bene parlarne, perché adesso abbiamo questo caso dell'orso, eccetera. I problemi vanno sempre affrontati prima. Affrontarli prima è sempre meglio che non affrontarli dopo, quando poi... Però non è un animale che crea problemi all'uomo. Ciò non toglie che siccome in futuro ci saranno molti più sciacalli dorati, è bene cominciare a parlarne e studiare. Ascolta Alessandro, un'ultima domanda abbastanza scontata. C'è un motivo per cui, per parlare male di qualcuno che si comporta male magari durante una catastrofe, va a rubare nelle case e viene definito sciacallo? Probabilmente perché lo sciacallo, essendo una specie eclettica e molto adattabile, è un frequentatore, per esempio, delle discariche nella nostra civiltà moderna, ma è un animale che si ciba anche di carogne e per cui va a finire quello che magari, diciamo finta nell'Africa, dove ci sono molti più predatori, ma potrebbe capitare benissimo anche in un bosco dove c'è il lupo, si ciba anche degli avanzi di carcasse anche di giorni,
lasciate lì da altri predatori. Cosa significa questo? Che sicuramente nell'Africa, ma poi pensiamo insomma, nella nostra tradizione, sicuramente anche in Europa, si vedevano spesso questi animali mangiare carogne, per cui non in condizioni anche dal punto di vista olfattivo, non dei luoghi migliori, e questo veniva dato come un degrado e un giudizio negativo, perché è molto più nobile il leone che corre dietro la gazzella che no chi va a mangiarsi gli... In realtà loro svolgono un servizio ecologico come gli avvoltoi importantissimo, perché sono proprio dei veri e propri spazzini, e per cui puliscono il territorio da queste carni putrescenti che potrebbero creare malattie o diffondere delle cose. Per cui diciamo, la valenza ecologica di questi animali è importantissima. Però il giudizio non è dei migliori. Noi sempre con gli stereotipi andiamo avanti. Sì. No, voglio solo raccontare questa cosa perché è bella, e a me è piaciuta molto, perché secondo me poi sui fatti si giudicano le persone. Questa persona che ha avuto questa passione di creare ambiente, eccetera, l'anno scorso sono andato lì un giorno che era con l'escavatore che faceva una vasca per i rospi, per cui proprio è molto entusiasta, è un cacciatore, e l'altro giorno mi telefona e mi dice: sono convinto che il falco di palude mi stia facendo il nido in mezzo all'orzo. Per cui io ho preso al terrore e ho detto: poveretto, sto qua sta producendo l'orzo e c'ha il falco di palude. E lui mi ha detto: devi venire qua di corsa. Allora io sono andato lì e mi fa: perché devi individuarmi il nido? Ho detto: chissà cosa. Perché dice: io non taglio l'orzo. Perché dice: se sono... È un discorso che sembra semplice, ma nessuno... E dice: perché voglio spendere soldi per l'ambiente? Ma in realtà, ovvio che se non taglio questo campo, questa parte, ci rimetto dei soldi, però è l'azione migliore per salvare il nido. Ora, questi animali, che specie l'albanella minore, che erano tipici uccelli che nidificano nei prati e nelle coltivazioni, fondamentalmente da quando, diciamo, la meccanizzazione è arrivata in agricoltura, sono falcidiati, no? E a me ha fatto piacere di sentire una persona che mi ha telefonato dicendo: sai cos'è? Trovami il nido, perché ovvio che lui cerca di limitare, sì, certo, circoscrivere l'area. Sì, però ha detto che non rischiamo di fare, dei manifesti, fare delle conferenze, fare delle cose per l'ambiente, e poi c'ho il falco che mi nidifica qua, magari ci rimetterò 2000 euro, però gli salvo il nido. Certo. E questo è un segnale di come le cose vanno fatte pratiche. E spesso invece, io per primo, si parla, e invece le cose bisogna farle pratiche. L'avete trovato poi? Sì. Bellissimo gesto, bellissimo. Complimenti a questo tuo contatto. Diciamo che poi appunto questa cosa, ma ne parleremo una puntata magari con calma. Ma dovremmo anche venire, no? Potremmo fare una puntata da là. Che della settimana prossima, cioè scusa, comincia a essere vecchio. Dalla settimana scorsa abbiamo creato un'associazione perché noi vogliamo esportare queste buone pratiche in agricoltura anche a altre aziende agricole. Abbiamo fondato questa associazione che è il Laboratorio per la Biodiversità Rurale. Ecco qua, sto mettendo il logo. E dalla settimana scorsa abbiamo, diciamo, il codice fiscale, per cui ci siamo registrati all'Agenzia delle Entrate, per cui stiamo facendo le tessere, insomma queste cose qua, presentare, tra poco sarà pronto il sito internet. E questo imprenditore ha preparato, diciamo, dove aveva una stalla, ha preparato una piccola sala, diciamo, conferenze, che vuole, diciamo, in futuro regalare alla città come laboratorio per i bambini, e lì sarà un'occasione se venite a trovarci per parlare di questa... sì, certo. Facciamo un'indagine sul campo. Esattamente, è una bella passeggiata, così facciamo vedere cosa ha creato, e al di là di questo esempio eccellente, come con poco si possa... Lui dice sempre: se ogni imprenditore agricolo, invece magari di fare greenwashing, dedicasse una piccolissima parte del suo territorio a come la si teneva prima della seconda guerra mondiale, inizi Novecento, ma anche fino agli anni 50, sarebbe già sufficiente per le farfalle, per i rospi, per gli uccelli, e vediamo anche per lo sciacallo dorato in questo caso. Alessandro, ma il logo porta invece il musetto di un tasso, vero? C'è anche il tasso lì, sì, ce ne sono di animali, è incredibile come questo signore
creando habitat, io lo dico sempre questo, non bisogna guardare il singolo animale, bisogna guardare l'habitat. Tu crei habitat e gli animali vengono. Io l'ho conosciuto perché mi avevano chiamato per fare dei monitoraggi sugli uccelli, ma insieme a me c'era un entomologo. Questo entomologo ha trovato 50 specie di api selvatiche in questa azienda agricola. 50 specie di api selvatiche. Cosa vuol dire? Che anche nel nostro giardino, dove tagliamo l'erba, se lasciassimo 1 metro per 1 metro di erba alta, che fa molto brutto, però anche noi daremo un contributo fondamentale, perché spesso la biodiversità non è quella, non è il panda, non è lo sciacallo dorato, non è il fenicottero, tutti animali bellissimi ho nominato, ma è anche l'ape del prato ma il nostro. verme che abbiamo sotto, l'humus che abbiamo sotto, cioè la natura è incredibile, insomma. Bene. Benissimo. Allora a prestissimo con faremo l'escursione di Radio un'indagine Nostra. sul campo. Volentieri, esatto. Io diciamo tra gli incarichi che ho avuto è quello di creare un piccolo percorso, perché poi alla fine è un'azienda agricola, però ha dei posti molto belli, e diciamo che dalla settimana scorsa io finalmente posso organizzarmi, perché siamo un'associazione, mentre prima insomma era comunque fare entrare gente in un'azienda insomma che aveva altre attività, per cui come associazione, e per cui prima che venga caldo assolutamente, per cui nel giro di un mese vi avremo a Chioggia. Bene, okay? Arriviamo. Beh, ma noi facciamo presto noi con la mongolfiera arrivare là. Ah beh sì. C'è lo spazio anche per la mongolfiera. Bene, perfetto. Grazie mille Alessandro. Ringrazio io voi, grazie. Grazie. Viva i campi incolti, abbasso i giardini inglesi. Bravissimo, guarda, su questo sfondi che è anche un'ottima occasione per i mariti di dire alla moglie: non è che non taglio bene l'erba, lo faccio per la biodiversità. Bene. Grazie. Tiriamo giù la saracinesca, ribalta a vapore. C'è chi mi guarda attraverso, una coppia pensa perverso, si ripara dalla pioggia estiva, sotto un dito di tetto un filo di saliva. Sono una donna di strada, io sono saracinesca. Maglione in cashmere in offerta, un furfante in avanscoperta. Chi lo sa se lui guarda me a metà, le mani che ora chiudono cassa al seno della commessa. Una donna di strada, io sono saracinesca. Infradito gialle all'interno, sì, il mare esiste anche d'inverno. Non mi dire che non hai mai fatto caso a quel che c'è oltre il tuo naso. Attraverso, ti vedo sola col tuo sguardo perso.
cerchi riparo dalle luci di questa strada mentre aspetti qualcuno che ti segua. Anche tu, come me, sei Sara ma non cinesca. O sei Francesca. Sara Cinesca, Ribalta Vapori. Ricordo che poi alla fine dei nostri ospiti, come di consueto, abbiamo l'ospite musicale che sarà con noi, Ribalta Vapori, Antonio. Secondi ospiti o Seconde ospitesse abbiamo Cinzia e Sandra. Cinzia condotta e Sandra Martin, buonasera, ciao. Buonasera, Ciao a tutti, bentrovati. ciao. Bene, un duetto per un un festival delle tre acque, no? Sì. Sì. Raccontaci, Cinzia. Sì, allora, noi siamo dell'associazione Tra Mare e Laguna, che come sapete è un'associazione che dal 1992 promuove nel litorale la conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale di Cavallino Tre Porti. Questa iniziativa, che abbiamo appunto chiamato Festival delle Tre Acque, risale al lontano 2007, per cui diciamo questa è la 14ª edizione, anche se abbiamo saltato appunto i 2 anni del lockdown nel 2020 e 2021. Nel corso delle altre edizioni abbiamo esplorato diciamo diversi luoghi, argomenti e attività che naturalmente sono connessi alla storia dell'ambiente di questo territorio. Ad esempio siamo stati a visitare orti, valli da pesca, le fortificazioni militari, abbiamo fatto un'edizione parlando di biplani e drachen, poi dell'antica tratta delle foleghe, i fari, imbarcazioni, il trattamento delle acque, i mestieri, siamo andati a visitare diversi artigiani qui del posto. L'anno scorso, in ultima, siamo stati all'isola Falconera. Com'è organizzato di solito questo festival? Noi facciamo di solito 2 appuntamenti, uno il venerdì sera dove appunto c'è una conferenza oppure si parla dell'argomento scelto e poi la domenica di... Saltata? O sono saltato io? No, No, non è si sente saltata. più. È saltata la Cinzia, ma abbiamo subito la Sandra che prende il suo Il posto. testimone. Sì, allora il venerdì sera parliamo dello stesso argomento che poi sviluppiamo la domenica. In questo caso quest'anno abbiamo scelto come argomento i cippi di conterminazione lagunare e quindi abbiamo invitato un ciclo escursionista che ha fatto tutto il perimetro dei cippi lagunari nel 2020, ha praticamente percorso i 200 km di periplo lagunare cercando di individuare quelli che erano originariamente 100 cippi che la Serenissima aveva perimetrato e aveva messo per impedire che le persone in qualche modo influissero danneggiassero il regime delle acque che doveva essere assolutamente controllato dalla dominante. Ecco. Chi era la dominante, scusa Sandra? Come? Chi era la dominante, come l'hai definita tu? La dominante, la Repubblica di Venezia, la Serenissima Repubblica. Allora, caspita, qua la connessione ci sta un po'... Ah, rieccoti.
Allora io, siccome non tutti i nostri ascoltatori sono di questa zona, anzi ci pregiamo di avere ascoltatori in giro per l'Italia e anche nel resto del mondo un pochino, allora quali sono queste 3 acque, addirittura 3? Sì, allora il litorale di Cavallino è una lingua di terra che praticamente ha da un lato il mare, dall'altro lato la laguna e da un terzo lato ha il fiume Sile. Ecco, questo è il motivo per cui noi le abbiamo chiamate 3 acque, perché effettivamente sono 3 acque diverse. Le acque della laguna sono salmastre, quelle del mare ovviamente sono salate e quelle del fiume sono acque dolci. Quindi sono 3 ambienti molto diversi che racchiudono un'area molto piccola in realtà, insomma, quindi... Sì, nel giro di direi quasi di pochi metri cambia completamente l'ambiente, perché ad esempio se tu passeggi lungo la laguna arrivi alle chiuse, oltre le chiuse c'è il fiume e il paesaggio è completamente diverso. Le piante sono diverse, le erbe stesse, le canne palustri sono diverse dalle canne di fiume, quindi insomma l'ambiente cambia con grande velocità, insomma. Ecco. Quindi tornando all'organizzazione, quindi dicevamo venerdì sera. Sì, venerdì sera allora Carlo ci racconterà la sua impresa che appunto ha ripercorso la laguna e ha individuato e geolocalizzato i cippi di conterminazione lagunare. Questi che erano stati messi dalla Repubblica di Venezia nel 1891-92. 700 credo. Sì, scusa, 1700, ho sì. sbagliato di 200 anni. Va bene, credo vuoi che sia nei milioni di anni che ha la Terra. No, stranamente ha fatto e completato questo percorso non molti anni prima della caduta della Repubblica, però in realtà aveva da sempre molto controllato i regimi delle acque. E questi cippi, appunto, Carlo ne ha trovati su 100 che erano originariamente, ne ha trovati alla fine 81-82, alcuni in pessime condizioni, altri in ottime condizioni. Altri che sono spariti, altri esatto. rovinati. E adesso sta cercando di creare un movimento, c'è anche in Facebook la Compagnia dei Cippi, che è un gruppo dedicato appunto in qualche modo a controllare e a sorvegliare questi testimoni che abbiamo sotto gli occhi e che spesso appunto, siccome ognuno di noi ne vede magari 1 o 2, non si chiede neanche cosa sono, e invece fa parte di un reticolato unico che ha una grande importanza. Tant'è che ancora adesso anche hanno valore legale alcuni di loro per definire proprio il dentro e il fuori della laguna. Ecco. Che non è marginale. Sappiamo bene per quali e quante questioni non è marginale. Bene, niente, mentre venerdì, che poi Carlo Augenti ha creato anche un'app sul telefonino che ti dà esattamente la geolocalizzazione del cippo, con anche una storia, ti racconta un attimino con delle foto, quindi è anche carina questa, penso che venerdì ne parlerà. Sì, ci illustrerà, ci farà capire come funziona. Questo è molto bello perché se tu ad esempio fotografi un cippo lasciando la localizzazione sulle impostazioni della tua macchina e sei registrato ovviamente
in questa app, lui direttamente carica nella app Esatto. la tua visita, diciamo, virtuale e anche vera al cippo. Bene, venerdì, mentre domenica è un momento di svago, diciamo. Sì, è un momento di svago che però è sempre finalizzato, l'abbiamo chiamato simpaticamente Cippomania, e partiamo da Cavallino e arriviamo al cippo numero 47, che è quello della località Marinona, e da quel cippo facciamo un percorso lungo la pista ciclabile, quindi lungo la laguna e poi lungo il fiume, quindi su 2 ambienti molto belli, in un percorso esclusivamente pedonale ciclabile, quindi assolutamente fuori da rumori, dal traffico, vicino all'acqua, e andiamo a scoprire i cippi appunto dal numero 47 al numero 52. Il numero 52 è in territorio iesolano, quindi la nostra corsa di 12 km si concluderà nella piazza del vecchio municipio della città di Jesolo Paese, proprio davanti al cippo. Bene, poi c'è anche un momento conviviale che per chi vuole fermarsi... Ovviamente no, dopo una corsa così faticosa, non è vero, ma facciamo finta che sia faticosa, andremo a mangiare insieme, ci ritroveremo in pizzeria, mangeremo insieme e ci racconteremo, finiremo di raccontarci quante altre cose abbiamo visto oltre i cippi, perché speriamo poi anche appunto di incontrare non solo cippi ma anche volatili, animali, insomma, e quindi passare una bella giornata, speriamo bella in senso meteorologico anche. Bene, Sandra, grazie per questa illustrazione del Festival delle Tre Acque. E grazie anche a Cinzia che è caduta dalla mongolfiera, mi dispiace, ma tanto dopo vado a raccoglierla, sì, ecco. Grazie a voi, vi aspettiamo certo. Tutti numerosi domenica in bicicletta, scenderemo dalla mongolfiera per salire in bici. Bene, grazie Sandra. In effetti, Gianluigi, dovremmo dotare di una sorta di salvagente la nostra mongolfiera. Ma abbiamo tutte persone che sono molto forti e quindi sanno rimbalzare a dovere. Sanno arrangiarsi. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, ciao. E dalla bicicletta passiamo ai camion Iveco Ribalta Vapori, dall'ultimo disco, raccolta di dischi rifiuti speciali di Ribalta Vapori alias Antonio Uras. Iveco.
passata e sì, salirò e quando il pullman partirà giallo lontano svanirà e senza nubi io sarò. E invece tu vuoi che scenda qui con voi, ma com'è grigio il cielo sai, nel pullman no, non piove mai. E con la nostra mongolfiera voliamo verso est. Il tempo non è morbido, ci sono un po' di sballottamenti sopra l'Himalaya, ma riusciamo a passare e andiamo, Rossella. Andiamo a Nanning, che è una città che molti di noi non hanno mai sentito nominare, ma è una città invece molto grande, che si trova nel sud della Cina, e prendiamo a bordo Federica Mascheroni, che è un'insegnante, e adesso benvenuta a bordo Federica. Grazie. E benvenuta alla Grazie. nostra trasmissione. Grazie, è un piacere essere con voi. E adesso Federica ci racconta un po' la sua esperienza professionale in un paese dove la lingua è molto 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 diversa dall'italiano e anche dalle lingue europee, insomma, quindi una sfida in più. Esatto. E devo dire che appunto la passione per le lingue straniere mi ha portata davvero a trasferirmi qui in Cina, perché io ho iniziato a studiare cinese all'università, ho fatto il primo viaggio studio, la classica vacanza studio, nel lontano ormai 2012, e dopo altre esperienze ho deciso nel marzo del 2019 di trasferirmi qui con la mia famiglia. Infatti adesso appunto ho una bambina di 2 anni e mezzo. E perché ho deciso di studiare cinese? Quindi partiamo dall'inizio. Cioè, ho sempre avuto questa passione per le lingue, ma mai avrei pensato di studiare cinese, perché dicevo il cinese. Poi arrivata all'università dovevo scegliere, ho studiato mediazione linguistica, quindi lingue straniere, ok? E dovevo scegliere 3 lingue e alla fine ho detto ma voglio studiare il cinese. E da qui è nata un po' questa passione. E devo ammettere che tante persone mi chiedevano, ma come fai a studiare cinese? È difficile, insomma, con tutti quegli ideogrammi. Ma sì e no, perché secondo me a studiare non ci sono lingue facili o lingue difficili. Secondo me la prima cosa da guardare è la lingua di partenza, quindi la nostra lingua madre. Se la nostra lingua madre ha dei punti in comune con la lingua che stiamo apprendendo o meno, prima cosa. E poi seconda cosa che mi sento di nominare è un principio base, diciamo, della pedagogia, dove dice che il buon processo comunicativo porta a voler bene all'insegnante. Quindi io apprendo perché mi metto in relazione con il mio insegnante. Da lì scatta quella volontà, quella curiosità. Se mi sento curiosa, ho voglia di imparare qualcosa di nuovo. E io sono sicura che all'università, soprattutto dopo il primo viaggio studio, è scattato quel qualcosa. Quindi, nonostante le difficoltà, perché non è una passeggiata, mettersi lì, leggere, scrivere caratteri, su alcune cose è un po' complesso per noi italofoni, devo ammetterlo.
però è scattato quel qualcosa perché il mio professore mi ha trasmesso quella passione e quindi poi è stato tutto un divenire. Certo, le Quindi, difficoltà ci sono state, quelle quindi sì. Federica, la motivazione ti ha portato in Cina da dove? Di dove sei di origine? Io sono della provincia di Varese, a circa un 35-40 km a nord di Milano, da un paesino. Ho studiato poi all'università, l'università l'ho frequentata a Como, all'università in Subria, nella sede di Como, e, e nulla, da lì poi ho iniziato appunto con questo viaggio studio, poi ogni tanto ehm, avevo facevo qualche attività di scambio linguistico con studenti Ecco, questo ti cinesi. volevo chiedere, cioè tu sei riuscita a insegnare italiano in Cina? Io sì, lo insegnavo prima appunto, quando sono arrivata ho iniziato a insegnarlo, poi mi sono dovuta fermare perché ho avuto la bambina, quindi è stato un attimo messo in sospeso, ma comunque ho sempre cercato anche proprio di formarmi, di stare anche E per gli studenti cinesi è difficile l'italiano perché così il luogo comune è che non siano particolarmente portati per anche, non so, per l'inglese per esempio, no? Quindi Allora, diciamo che hanno difficoltà perché per loro è tutto diverso. Per esempio, il cinese è una lingua isolante, nel senso che non ci sono variazioni di genere e numero. Nel senso sostantivo è quello, non c'è femminile, ci sono delle particelle per indicare il plurale, però non c'è per esempio la coniugazione dei verbi. Quindi loro hanno non ci sono i molte... tempi, questo l'ho scoperto ed ero Esatto. sconvolta. Esatto, i verbi sono alla forma all'infinito, perciò Quindi per loro quindi è più facile allora, quasi quasi, imparare il cinese. per noi come grammatica, per noi italofoni intendo, poi può essere anche magari per un francese o uno spagnolo, la grammatica risulta più semplice, quello sì. Infatti il problema non è tanto la grammatica, ma poi il resto. Per i cinesi il primo punto, la prima montagna da scalare è verso la grammatica, perché loro si trovano in difficoltà. Poi c'è chi magari ha già una buona base di inglese che qualcosina in più riesce a fare. Però, per esempio, per quello che per loro magari è più semplice parlare un'altra lingua, come può essere una lingua che abbia degli ideogrammi, per esempio il giapponese. Ma infatti ho avuto un'esperienza nel 2014, sono stata in Cina, in un'altra zona proprio a nord, e ho fatto un anno di corso di lingua tramite una borsa di studio dell'Istituto Confucio, e lì c'erano diversi coreani, e i coreani per loro non era così difficile imparare il cinese, invece quando dovevano parlare in inglese avevano molte più difficoltà. E ascolta Federica, è tanto diverso perché per noi la Cina, vabbè, è un paese grande, però insomma non così grande come in realtà è, magari. E allora, se tu conosci il cinese, puoi parlare dappertutto, in tutto il paese senza difficoltà, o ci sono delle aree dove parlano una lingua molto diversa? Allora, solitamente, ok, diciamo che nelle grandi città tutti parlano il cinese mandarino, però ovviamente ci sono anche dialetti, oppure per esempio Nani, e qui c'è anche un'etnia, l'etnia Zhuang, perché in Cina ci sono 56 etnie, dove la prevalente è quella Han, però ci sono anche delle etnie, diciamo, minoritarie, e l'etnia Zhuang ha proprio una lingua a sé. E infatti ogni tanto quando le persone qua parlano non posso capire assolutamente niente. Oppure quando parlano in dialetto. Se parlano in dialetto, perché per esempio il dialetto di qua ha dei tratti del cantonese, dei tratti del vietnamita, perché noi non siamo neanche troppo lontani dal Perché è Vietnam. molto a sud, ho visto, sì. Esatto, nel sud-ovest, e quindi poi per esempio se si va a Canton parlano in cantonese. Per esempio mio marito è del nord della Cina, quindi anche lui quando parlano qua non capisce molto, quindi dipende molto dove si va. Poi ci sono
sicuramente delle forme dialettali, perciò a volte per uno straniero è un po' più difficile. Certo, dipende se si parla insomma nel cinese mandarino, quindi cinese standard, si hanno meno difficoltà. Diciamo Ovviamente che tutti i cittadini cinesi dovrebbero conoscerlo, no? Questo cinese mandarino è la lingua ufficiale, diciamo. Teoricamente sì, diciamo che chi almeno ha studiato, ha frequentato la scuola dell'obbligo, diciamo così, È quello che dovrebbe. viene insegnato. Diciamo che più si va magari nelle campagne, nelle zone remote, lì c'è il rischio che questa però diciamo lingua che non è bene accettata. Federica, ma quindi tu sei arrivata da quelle parti a lavorare proprio come insegnante? Sì, esatto. Io ho fatto diverse esperienze al nord della Cina, nel centro, perché poi avevo anche degli amici, delle amiche che ho conosciuto proprio in Italia, quindi che magari c'era una mia amica che aveva un centro di lingua italiana, quindi ho fatto proprio anche, ho avuto delle esperienze proprio di lavoro, quindi ho lavorato in Italia come insegnante italiano proprio a studenti cinesi, quindi ho maturato, diciamo, ho avuto delle conoscenze, amicizie, eccetera, e quindi mi è capitato di viaggiare un po' per la Cina, magari, però nel nord. E poi invece nel 2019 mi sono trasferita qua e proprio per insegnare italiano in questa scuola privata che si appoggiava in un'università della città. E quindi fondamentalmente si trattava di studenti universitari, quindi o in alcuni casi magari studenti appena diplomati, quindi alle scuole superiori, che volevano andare in Italia a frequentare una laurea triennale, oppure studenti che stavano finendo la loro laurea magistrale, scusate, la loro laurea triennale e volevano andare in Italia per frequentare una magistrale. Quindi la motivazione è lo studio, diciamo, soprattutto. Esatto, sì, no, loro assolutamente, perché qui in Cina molte volte, allora in alcune università viene proprio studiato come specializzazione la lingua italiana, però non è neanche così frequente. Per esempio qua a Nanying non c'è questa specializzazione nella lingua italiana, però ci sono questi centri di lingua proprio per studenti italiani che vogliono andare in Italia e ci sono proprio dei progetti, il Marco Polo, il Turandot, per studenti di arte, vogliono andare in Italia a studiare arti oppure canto lirico. Di solito quello, infatti ci sono dei programmi apposta per loro, perciò loro hanno determinate richieste, quindi per esempio non so, magari studiano in Cina fino a un determinato livello, poi vanno in Italia, magari proseguono con lo studio dell'italiano. In media i tuoi studenti che età hanno? Intorno ai 20, magari più piccoli 19, comunque 20, 22 anni, 20, massimo 24, 25. E quindi loro sono motivati per la lingua o anche per la cultura, per esempio, con l'idea di andare anche poi da noi, quindi di arrivare in Italia? Sì, diciamo che molti partono proprio soprattutto gli studenti di arte e di canto, proprio perché dicono, magari hanno avuto nel loro conservatorio, perché stanno frequentando il conservatorio e hanno degli insegnanti che hanno studiato in Italia. Mi è capitato di parlare con dei miei studenti, mi dicevano, sì, questo mio professore ha studiato a Milano, questa professoressa ha studiato a Roma, e quindi prendendo loro come modello dicono, ma anch'io voglio andare in Italia, anch'io voglio andare all'estero, in Italia. E quindi poi la lingua magari passa un attimo in secondo piano, però non è neanche detto, perché a volte chi studia proprio canto lirico ogni tanto capita qualcosa. La necessità di conoscere le parole proprio. Esatto, magari chiedono. Gli altri dipende. È anche vero che a volte appunto sono più magari genitori che cercano di invogliare i ragazzi a uscire, a andare in qualche paese straniero, quindi appunto scelta l'Italia. Quindi diciamo che a volte
è un po' la cultura, soprattutto nel caso dei studenti di arte e di canto. Cultura che Per gli attira altri, un po' questi studenti. Quindi lo studente ha un immaginario collettivo, diciamo, dell'Italia. Cosa pensa dell'Italia da là? l'Italia a Così. volte si viene vista come, vabbè, loro hanno delle idee molto vaghe. Io poi mi trovo un anni che sì, ci sono gli stranieri, ma neanche più di tanti. Poi adesso c'è stato il Covid, quindi era tutto chiuso, era tutto. Adesso gli stranieri, adesso probabilmente qualcuno sta arrivando, però non siamo nella grande città come Pechino, Canton, dove ci sono tanti stranieri, dove ci sono centri di cultura italiana, dove ci sono anche mostre, riprendano qualche artista italiano, proprio di arte, intendo. Oppure anche, non lo so, anche qualsiasi cosa, anche proprio, cioè diciamo che Nanni è una realtà un po' più abbassata da questo punto di vista, quindi loro magari scoprono l'Italia o per il canto, ma a volte anche perché ascoltano musica su qualsiasi applicazione di musica, quindi ragazzi giovani mi dicono, ma sai, io ho sentito queste canzoni in italiano, perché mi è capitato anche quello. Qualche ragazzo mi diceva, ma quando ero più giovane ho iniziato a sentire questa canzone in italiano, poi mi sono incuriosito e ho iniziato a sentire altre canzoni e quindi volevo capire cosa dicesse, quindi mi sono appassionato proprio alla lingua italiana. Oppure lo scoprono magari tramite qualche film, perché ogni tanto da qualche piattaforma online è possibile trovare qualche film, magari d'epoca, diciamo, Neorealista, sì. proprio dell'Italia, quindi magari un'Italia un po' più diversa rispetto a quella che noi È per vediamo oggi quello. in film. Però la scoprono anche così, molte volte appunto Quindi nelle grandi città Quindi tu sei diverse. arrivata in queste scuole, hai fatto domanda da sola in maniera privata o con corsi pubblici? Com'è avvenuto il tuo passaggio? No, io tramite privatamente, cioè nel senso che ho mandato il mio curriculum e sono venuta appunto a conoscenza di questa offerta di lavoro, perché essendo proprio una scuola privata, un centro, eh, basta mandare il proprio curriculum, a volte una lettera di motivazione e poi sono Abbiamo stata anche scoperto che Omar sta pensando di Sì. trasferirsi in Cina. Sì, sono abbastanza tendenzioso con le mie domande. Tra l'altro, un'altra è com'è il sistema scolastico rispetto al nostro, perché tu stai lavorando in questo momento all'università, giusto? Io in questo momento diciamo che ero un attimo Vabbè, ferma, ma però poi hai ricominciamo lavorato, sì. subito e lavoravo presso questo centro, per questo centro, questa scuola di lingua privata, che era poi all'interno di un'università. E quindi loro a volte fanno proprio questi centri, a volte fanno proprio anche da, più che centro di cultura italiana, poi dipende molto anche da città a città, fanno anche un po' da agenzia, come se fosse una mediazione, nel senso che loro aiutano proprio gli studenti ad andare all'estero, quindi svolgono tutte le pratiche anche per il visto, eccetera. E quindi poi offrono i corsi in più, diciamo, che ti aiutano a svolgere queste pratiche per poter andare all'estero, che sia in Italia, ma a volte anche proprio in altri paesi anglofoni, quindi non è solo, pensando, non è solo esclusivamente l'Italia. Poi dipende ovviamente dal tipo di scuola. E, e quindi appunto questa scuola si appoggiava all'università. Poi ci sono scuole autonome che hanno anche proprio più sedi in tutta la Cina e a volte hanno anche proprio un'altra sede di riferimento in Italia, perché più di scuole anche abbastanza famose hanno proprio dei centri, per esempio a Milano. Quindi magari gli studenti arrivano, studiano prima in Cina, poi arrivano in Italia e magari si appoggiano ancora a questa scuola, ma perché a volte, insomma, per uno Sì, straniero sì, arrivare in Italia è una molto semplice. sorta di Erasmus internazionale, non più solo europeo, no? Da quello che mi sembra di capire, cioè di scambi culturali tra scuole, Sì, a no? volte diciamo che invece proprio partono da questi centri, arrivano poi direttamente all'università. Quindi, ma sì, per Dipende. studio o per lavoro?
loro proprio per studio Ok, assolutamente, quindi ok. poi Ma loro... sì, no, in realtà così per quello che so anche di qualche università in Europa, non in Italia, e molte università cinesi hanno accordi con università europee per mandare i ragazzi, insomma, a specializzarsi specie nelle discipline scientifiche. So che c'è stato anche qualche sopracciglio alzato, nel senso che sì, diciamo apprendono anche in modo molto approfondito cose un po' delicate, fisica, chimica, cose che poi possono essere utilizzate in molti modi. Insomma, adesso io poi non ho idea se queste perplessità abbiano un fondamento o no. Ascolta Federico, un'ultimissima cosa. Brevemente, alla vostra bambina in che lingua parlate? Io parlo in italiano, solo in italiano, ogni tanto dico qualche parola in inglese. Mio marito le parla in cinese e anche in italiano. Quindi alla bambina stiamo cercando di trasmettere, ma da quando era piccola, Da le subito. da subito, proprio le due lingue. E quindi sì, la bambina parla italiano, parla cinese, ogni tanto qualche parola in inglese, qualche espressione, cioè, stavo cercando di focalizzarmi più che sulle parole come vocabolo, traduzione, sul concetto, magari sono contenta, sono così, quindi proprio il fatto del comunicare, oppure ho fame, ho sete, ho sonno, e quindi sì, comunque fondamentalmente stiamo cercando di seguirla in questo modo, con materiali, libri in lingua italiana, in lingua cinese, a volte anche traducendoli mentre si legge, parlo magari il libro in cinese, lo raccontiamo in italiano, per esempio. E sicuramente funzionerà e diventerà perfettamente bilingue perché i bambini hanno delle capacità, no? E Federica, ci sono anche gruppi di italiani, cioè c'è una comunità italiana a Nanning, oppure... che io sappia, in realtà conosco davvero pochissime persone, quindi che io sappia non ci sono comunità, infatti no, che io sappia no, probabilmente sì di altri stranieri, gruppo, però di italiani no, quindi perciò noi siamo abbastanza, da questo punto di vista, isolati, nel senso che è proprio per quello che io mi sono impegnata a seguire la bambina, cercando di anche basandomi su un approccio didattico un metodo didattico un po' diverso che si chiama H, ascolto, comunicazione, azione, proprio per cercare di trasmetterle la lingua ma anche la cultura italiana alla bambina. Certo. Va bene. Allora, grazie mille. Grazie mille per questa. Io direi di fare anche un'altra puntatina nei prossimi giorni a Nanning per capire un po' la città com'è. Che dite? Infatti, io vorrei sapere cosa si mangia da quelle parti. Va bene, poi dai, alla prossima puntata. Alla prossima, allora torniamo a trovarti, Federica. Grazie mille intanto. Grazie. Ciao. Grazie Federica, alla prossima. A presto, ciao. Vorrei rubarti gli occhi e poi vedere come fai. Sorridi al mondo, il mondo non sorride mai. E tu lo sai, con i tuoi occhi chi cercherei. Ma cercar giustizia dici non ha senso ormai. Chissà cosa pensi poi mentre passi le ore, cammini sola perché
sai stare con i sassi sposti un po' più avanti, il cuore rimane l'ombra alle spalle se davanti c'è il sole. È solo un sogno, chiudi gli occhi, vola via. Lasciami i tuoi occhi ancora un po', voglio guardare il mondo come io non riuscirò, finché la luna di sua luce splenderà, finché la notte così buia non sarà. Chissà cosa pensi poi mentre passi le ore, cammini sola perché sola tu ci sai stare con i sassi, calci un po' più lontano il cuore, rimane l'ombra alle spalle ma tu guardi verso il sole. È solo un sogno, chiudi gli occhi, vola via. Lenezza, Ribalta Vapori, Antonio Urras, e ce l'abbiamo qui noi ora con noi nella nostra mongolfiera. Siamo andati fino a Trieste. Ciao Antonio. Ciao Gian, buonasera a tutti. Ciao, grazie a per bordo. l'invito. Bene, ciao. Buonasera, grazie. Allora, Antonio, cantautore, possiamo definirti cantautore? Non si usa tanto ultimamente, no? Però, insomma... Beh, se si intende che scrivo le mie canzoni, sì. Esatto, te le canti, esatto. Esatto. Appunto, cantautore triestino, ma non sei triestino, però sì. No, io sono nato a Pordenone. Ah, ecco, nato a Pordenone, di origini anche spagnole. Molto miste. Miste. Sì, sarde, sì. E un po' un misto, insomma, un po' come... Allora, sei uscito con questo disco 2 giorni fa, credo, no? Il 3 Esatto, il 3 maggio sì, è uscito 3 maggio. nelle piattaforme questo tuo primo disco, no? Rifiuti speciali. Esatto, sì. Il giovedì scorso è uscito dappertutto, insomma, il disco che contiene 9 tracce. Esatto, poi dopo noi, chi vuole, mettiamo il link di Spotify per appunto potete ascoltare queste 9 tracce. Noi oggi ne abbiamo messe 5, quasi mezzo disco abbiamo messo. Sì? Già Sì, messo. sì, e allora intanto perché Antonio Urras si chiama Ribalta Vapori? Beh, volevo mangiare la città in cui abito. Ribalta Vapori e Trieste sono i pesciolini da frittura, quelli piccoli, quelli che si usano, diciamo, come contorno di frittura. Questo nome particolare mi ha sempre fatto sorridere e comunque sono 2 parole italiane, quindi messe assieme, quindi ho deciso per questo, diciamo. Bene. E rifiuti speciali, perché rifiuti speciali? Ogni canzone parla anche di un oggetto, di un
gran parte sono tutte, no, dai titoli sembrano che si parli di oggetti che poi che richiamano anche la vita normale di ognuno di noi. Beh, sì, diciamo che sono oggetti, ma sono intesi sempre come metafore in qualsiasi modo si vogliono leggere, e riusciti speciali perché sì, si parla sia di persone nel disco, cioè, non so se si capisce, però parlo di persone che per certi versi nella società sono considerate quasi dei rifiuti, come per esempio le persone ingenue o, o le persone che hanno sofferto, come nel caso di Lenezza, persone fragili. E poi anche oggetti, come hai detto, monetina, che è una metafora sulle cose che sembra che abbiano poco valore e non si danno, e si danno per scontato e non si calcolano. Anche Bianca, Quindi, no? Questa... sì, Sì. esatto. Bianca parla di quel che rimane di un pranzo di Natale. E le macchie della tovaglia sono le metafore dei problemi della famiglia. Mi viene da sorridere, scusate, posso dire una cosa molto personale? Proprio oggi ho provato a togliere quello che ancora rimane della cera di una malefica candela. Di Natale, sulla Esatto. tovaglia. Potrei vergognarmi, ma è una guerra con sta cera, perché era tantissima che è uscita, se n'è uscita così di nascosto, e quindi mi fa sorridere che proprio oggi così si parli di questa cosa. Scusate, chiusa parentesi. Vabbè, ma comunque ogni macchia può voler dire cioè ha la propria storia. Io parlavo di determinate macchie che corrispondevano alle persone e a cosa mi faceva venire in mente ogni macchia in base a una persona. Sì, devo dire che ho letto così velocemente, però ho l'impressione che ci sia una ricerca linguistica proprio nella scelta delle parole che adoperi, molto attenta, sicuramente molto originale. Beh, grazie mille, ti ringrazio. Sì, certo, insomma, quando scrivo cerco insomma di stare attento a quello che scrivo, perché è importante secondo me in ogni caso che la leggano 10 persone o 10.000, però è importante. E poi cerco ovviamente sì di essere personale, e quindi penso anche originale, perché se uno è personale davvero è se stesso, quindi per forza originale. E poi vabbè, insomma, ho sempre ascoltato determinati cantautori, quindi si cerca di imparare da quelli bravi, no? Chi sono quelli che tu consideri bravi? Beh, come scrittori De André, De Gregori, Mogol, questi piccoli scrittori. Ascolta, E tanti altri. ma io mi sono sempre chiesto, ma tu scrivi prima o fai prima la musica? No, faccio prima la musica, assolutamente. La musica viene sempre prima, secondo me. Poi ovviamente certe musiche ti influenzano, ti danno l'input per parlare, sì, ti suggeriscono quasi di cosa parlare, no? Le canzoni. E per me prima c'è la melodia, e poi quando è venuto fuori quello che mi convince, poi inizio a pensare magari anche per 6 mesi cosa scrivere in una strofa. Non è che a volte viene in 20 minuti, a volte può volerci 6 mesi per scrivere una canzone, però devo essere convinto quando è finito, non a metà, diciamo. Ascolta, come ti sei trovato a fare questo primo lavoro tuo? Insomma, è stato impegnativo? È stato molto impegnativo. Sì, prima avevo fatto un EP, prima della pandemia avevo fatto uscire un EP di 5 canzoni,
sempre registrato bene tutto quanto, però adesso diciamo che è stato un lavoro più impegnativo e di cui sono molto contento. Ci ho lavorato 1 anno e mezzo. Poi vabbè, insomma, aveva avuto qualche problema di percorso, ma sia in studio che con i musicisti con cui ho lavorato, che poi per registrare, cantare, mixare, tutto quanto, insomma, ce n'è voluto un bel po' di tempo e lavorando nel frattempo, insomma, negli spazi in cui si riesce a lavorare anche in modo lucido, perché poi capita che la sera tardi ci si mette a registrare, ma la qualità di quello che fai non è ottimale, perché se sei stanco comunque non ce la fai, fai le robe bene. Ascolta, avete registrato lì in zona o vi siete mossi? No, abbiamo registrato in studio, abbiamo uno studio io e degli amici, e lavoro col mio produttore che si chiama Sesto, che è anche un bravissimo cantautore anche lui, e lui fa il produttore a tutti quanti gli aggeggi ottimi per registrare, e abbiamo registrato tutto quanto praticamente in centro, vicino al centro di Trieste. Quindi va bene, siete rimasti a casa. Allora, ricordiamo anche chi ti ha aiutato a fare in pratica i crediti del disco, a chi ha lavorato con te, insomma, per la creazione di questo gruppo. Allora, le musiche e le parole, i testi sono tuoi, però anche di Alessia Mascarin. Esatto, sì. Qualche idea di un paio di canzoni me le ha date la ragazza con cui convivo. Lei, diciamo che ha degli belli input originali e belle idee, poi capita che li lavoriamo assieme. Poi alla chitarra ci sei tu. Esatto. Al basso c'è Francesco Candura su questo disco. Esatto. No? Sì. Esattamente. E alle batterie c'è Tony Bruna. Esatto. È un altro cantautore anche lui. E quindi ho lavorato con tutte persone che comunque scrivono canzoni, quindi è un valore aggiunto. Va bene, Antonio, grazie, auguroni per questo. Ma come funziona adesso il disco? In pratica si guardano quanti contatti hanno. Come funziona adesso il mercato del disco? Ma non so neanche io darti una risposta. So che è fuori dappertutto e che il mondo, insomma, il mondo di adesso è bello per quello, però è anche brutto allo stesso tempo, perché escono migliaia di canzoni ogni giorno, chiunque può fare musica, diciamo anche chi non sa neanche suonare tre accordi, e quindi c'è molto traffico, è come trovarsi in autostrada bloccati. Però insomma, se uno vuole ascoltare la musica, un ascoltatore è gratis, basta che scriva il nome di chi vuole ascoltare, nel caso mio Ribalta Vapori, e c'è tutto quanto lì libero. Certo, ma dopo a voi torna qualcosa oppure lo fate, cioè viene fatto? Beh, insomma, dipende quanti ascolti fai. Esatto, è sempre tutto sì, basato diciamo, a quante cliccate vengono, cioè quanti. Esatto, diciamo che per fare qualche euro bisogna veramente farne tanti di ascolti, quindi non lo fai di certo per fare No, certo, è economia. chiaro. No, beh, ma poi all'inizio si fanno le cose perché piacciono e perché piace suonare, no? Ma sì, io faccio solo per quello, perché altrimenti non lo farei. È un investimento a perdere. Certo, esatto. Va bene. Senti Gianluigi, noi queste canzoni le abbiamo messe perché la nostra radio è un po' differente, per cui alla fine siamo ben contenti che tu sei passato a raccontarci queste tue esperienze, questi tuoi modi di vedere.
Ascolteremo adesso tutti questi oggetti con un'altra ottica, questo va da sé, perché io devo dire che ho scoperto con i tuoi racconti, insomma con il tuo modo di raccontarci la tua avventura, questo tipo di racconto, di passione, quindi grazie per essere stato qui con noi, ecco. Grazie a voi, assolutamente. Va bene Antonio, intanto noi ti seguiamo ormai, mi sono iscritto ai tuoi canali, ti seguo quindi ogni brano nuovo che farai lo ascolteremo e lo metteremo anche. Mandatemi delle critiche costruttive, delle recensioni. Allora. Certo. E dove te le mandiamo? Cioè, ti scriviamo dove? Se qui ci ascoltano, dove vanno a vederti, ad ascoltarti? Cosa sei? Beh, sono su Instagram attivo, quindi uno può scrivermi quello che vuole lì, poi c'ho anche una mail. E la musica la potete ascoltare, la potete ascoltare dove volete. Sui vari canali. Poi c'è anche il canale YouTube, c'è una pagina anche di Facebook, insomma tutti i social ovviamente vanno presi e consumati. Va bene, ascolta, grazie, ti lasciamo, adesso noi ci sentiamo ingenui e complimenti e auguroni. Grazie mille. Ciao. E viva il lupo, grazie e buona serata. Veramente. Ciao. Grazie. Tu che non riesci mai a mentire e che spesso poi ti fai fregare. Tu che parli e non conosci censure. Sei la regina delle brutte figure. Cadi dalle nuvole, pioggia indispensabile. E viva gli ingenui che son come te, e credo anche alle lucciole di mare, ma no dai, quella è la luna riflessa. E viva gli ingenui perché son pochi, ahimè, in questo mondo di furbi che abbracciano l'inganno. Tu sei sempre più sola e perplessa. Tu che non sospetti mai un altro fine. Per te le voci suonano senza spine. Non hai colpe ma tu chiedi scusa. Ringrazi il gatto se ti fa le fusa. Non lo dici spesso ma credi nell'umanità. E viva gli ingenui che son come te, e credo anche alle lucciole di mare, ma no dai, quella è la luna riflessa. E viva gli ingenui perché son pochi, ahimè, in
poi saremo dalle paure. Ingenui, Ribalta Vapori, Antonio Urras, l'abbiamo sentito. Se vi siete collegati adesso, riascoltate quando finiamo, perché adesso non si può fare. E riascoltate la puntata. Abbiamo finito? Abbiamo finito? Sì, ricordiamo gli appuntamenti con il Festival delle Tre Acque per chi è più o meno in zona. E anche per chi non è in zona può benissimo venire, insomma. Certo, mongolfiera più, mongolfiera meno. Che problema Esatto. c'è? Allora, venerdì c'è questo incontro di riunione sui cippi, mentre domenica è una cosa un po' più leggera e anche bella da fare, una biciclettata, appuntamento aspetta che lo guardo, eccolo qua, mettiamola in onda, via, alle ore 9:30 in partenza dalla Piazza Cavallino. Quindi appuntamento domenica 14 maggio alle 9:30 in Piazza Cavallino. Appuntamento anche con il Festival del Jazz, con dov'è? Non ce l'ho più. Quinto ospite, eccolo qua il quinto ospite. L'ospite è il Festival del Jazz. Dateci una mano a questa raccolta fondi, www.retedeldono.it progetti, e cercate il Litorale Jazz Festival e dopo potete darci una mano con qualcosina. Bene, sì, allora un saluto a tutti, un saluto a Federica da Nanchino, un saluto ad Antonio che ci ha raccontato la sua avventura sonora, un saluto a Cinzia e a Sandra che sono state con noi, e rassicuriamo tutti che Cinzia è risalita sulla nostra mongolfiera, non si è fatta male, lo possiamo garantire, ci ha salutato, e anche Alessandro con questi bellissimi paesaggi, insomma, naturali. Quindi che dire, ci salutiamo, Rossella? Alla prossima. Alla prossima, ecco qua, con la sigla di CT Bandland. Alla prossima con la 25esima puntata. Ciao a tutti. Ciao, notte, la nostra diversa e differente, vai. Take my lips, I never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So baby, take hold of me. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Bandland. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.jimdofri.com. All of me, why not take all of me? Can't you see?